Allora, se non mi ricordo, tu li sei di? fattoquotidiano.it. RCD, Corriere di Allora, oggi a 2 anni dal referendum sull'acqua che ha sancito il ritorno all'acqua pubblica, c'è la nascita di un gruppo interparlamentare. Comunque un fatto importante, anche se in piazza oggi abbiamo visto pochi esponenti del PD. Lei ci crede a una ripubblicizzazione dell'acqua in questa legislatura? Io ci credo, ci voglio credere, ci devo credere, perché è scontato non solo che ci sia un gruppo interparlamentare, ma è scontato che un Parlamento dia atto all'esito del referendum, perché se no allora non capisco di che cosa parliamo. Cioè la democrazia, uno dei modi più alti di essere democratici è quella di fare un referendum ed è quella che affinché i cittadini vengano tutelati dal Parlamento rispetto alle loro scelte referendarie, e questo io e il Movimento 5 Stelle lo faremo al 100%. Noi abbiamo costruito nel 2006 la proposta di legge di iniziativa popolare presentata in Parlamento, abbiamo costruito il referendum insieme ai comitati, noi siamo quei comitati, noi siamo quest'acqua pubblica ed è quello che faremo, è uno dei nostri punti del programma principale e lo faremo al 100%, invitiamo tutti quanti a farli. Parteciperemo sicuramente al gruppo interparlamentare, ma ci sembra il minimo, anzi paradossalmente ci sembra assurdo che ci sia bisogno anche di un gruppo interparlamentare per dare via alla legge che impone il referendum che hanno vinto gli italiani. È normale in un paese democratico, se non è così c'è qualcosa che non va. Caso Gambaro, in un momento in cui la senatrice espone delle critiche dure dopo il risultato elettorale, c'è stata questa critica. La critica all'interno del Movimento 5 Stelle, anche aspra, porta automaticamente all'esclusione dal movimento? Tutti quanti possono, tutte le persone, senatori, deputati, è chiaro che possono dire la loro, però mi sembra sempre assurdo che io la dico a te che sei un giornalista all'improvviso senza invece esprimere quello che non va, le discussioni, le proposte, la passione, le idee che si hanno in riunione, e io penso che nelle riunioni è il luogo deputato per i parlamentari del Movimento 5 Stelle per discutere delle cose, anche di quello che non va, e non la televisione, non i giornali, perché si dà sempre adito a quei giornali, a quella stampa, a quella televisione che ci vuole distruggere, di cercare di distruggerci. Oggi la Repubblica intitolava con un titolone Grillo, io mi immagino il New York Times che titoli una senatrice di Obama contro Obama per i risultati elettorali. È un po' ridicolo, e quindi veramente in questo modo qua non facciamo bene al paese, non facciamo bene alle persone che devono fare le leggi e non devono fare altro. Ma secondo lei è giusto che in questo caso la senatrice si allontani dal movimento? Per me ognuno deve intraprendere il proprio percorso, cioè nel senso, se la senatrice pensa che questo è un movimento che non rappresenta più lei e si trova in un percorso che non condivide più, è giusto che magari si dimetta e prenda le conseguenze e prenda le conseguenze di quello che dice e di quello che fa. Dopo la Briola, dopo Furnari, adesso la senatrice. Oltretutto, io dico una cosa che secondo me questa è molto importante, perché nella dichiarazione ho letto i toni rispetto al Parlamento. Invece, se si vuole comprendere bene quando si leggono le cose quello che si scrive, il post era di amore verso il Parlamento, perché ha ragione Beppe Grillo quando dice che questo Parlamento è un Parlamento fermo, un Parlamento che non funziona, è una tomba maleodorante, ed è la verità, perché questo Parlamento qua ha di media di iniziativa parlamentare legislativa l'approvazione di una legge ogni anno e 3 mesi di media, cioè questo Parlamento ha espresso negli ultimi anni una legge ogni anno e 3 mesi. Quindi il potere legislativo del Parlamento dov'è? Deve ritornare, e quel post voleva proprio esprimere questo concetto di far ritornare la funzione vera del Parlamento legislativo, e non un governo e noi il Parlamento che dobbiamo solo ratificare decreti e decreti e decreti del governo. Noi dobbiamo ritornare all'equilibrio giusto costituzionale, in quello che voleva esprimere davvero la Costituzione, dando ancora più potere alle persone con i referendum comunali, con i referendum propositivi, deliberativi, abrogativi,
votazioni senza quorum, con l'obbligatorietà della discussione delle leggi di iniziative popolari, se no non si arrivava a questo. Oggi ancora qui nel 2006 l'abbiamo presentato la legge di iniziativa popolare sull'acqua, i referendum ancora non si rispetta, e allora questo Parlamento a che cosa serve? Può chiudere il Parlamento se funziona così. Un'ultima domanda, dopo i casi... Chi non capisce questo può andare anche fuori. Dopo i casi dei deputati Labriola e Fornari, adesso la senatrice Gambaro, lei teme un'uscita importante di deputati o senatori dal movimento nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Per me l'unica cosa importante è che avvenga tutto sempre nella massima trasparenza e che sia chiaro precisamente a tutte le persone che ci hanno votato, a tutte le persone che credono e che vogliono che il Movimento 5 Stelle sia la vera svolta politica, civile, di idea di un paese, si comprenda bene che quello che avviene, quindi si comprenda bene perché Fornari e Labriola sono andati via, perché altre persone, altri deputati o senatori magari lo possano fare, ma deve avvenire tutto in una trasparenza e in un'onestà intellettuale sempre centrata e forte. Se non avviene così, allora non andrà bene. Ma teme che altri deputati o senatori possano nei prossimi giorni o nelle prossime settimane abbandonare il Movimento 5 Stelle? Io spero che chiunque lo faccia, se ci sarà qualcuno, io non temo niente, lo faccia in modo trasparente e intellettualmente onesto su tutto. Grazie mille.